Poeta, scrittore, regista, sceneggiatore, in una parola sola, intellettuale, Pierpaolo Pasolini ha vissuto in maniera totalizzante l'ultima rappresentazione di sacralità del nostro tempo, il calcio. Friulano d'origine, bolognese di nascita e di tifo, come testimonia la sua stanza della casa di Casarsa, oggi centro studi Pierpaolo Pasolini, dove ha vissuto a lungo e passato spesso l'estate, dipinta di rossoblù in epoca giovanile. Pasolini era un tifoso del Bologna e i suoi primi calci al pallone li dà proprio a Bologna negli anni del liceo, alla fine degli anni 30, ma venendo a Casarsa per le vacanze estive entra nella squadra del Casarsa, che si chiama non a caso SAS, cioè Società Artistico Sportiva. Ha contribuito a fondare il Casarsa, ci ha giocato e anche lui, come Cristante, ha avuto mamma Roma nel destino. Tante le vicende che lo legano alla capitale, tanti gli aneddoti, dal giorno in cui l'ha conosciuta fino all'ultimo momento. Io l'unico di cui sono stato in qualche modo testimone va collocato nell'episodio della sua morte, quando la salma di Pierpaolo, dopo l'orazione funebre a Roma tenuta da Moravia, si trasferisce per la sepoltura e il funerale a Casarsa, alla chiesa di Santa Croce, che è una chiesetta che lui aveva molto amato quando viveva qui. Ad aspettarlo eravamo 6-7 ragazzi del circolo culturale di Casarsa e c'era anche mio padre. Sulla bara c'era una maglia giallo-rossa della Roma. Questa cosa mi colpì perché sapevo che era bolognese, ma evidentemente qualche tifoso a Roma prima che partisse volle mettere questa maglia e con questa è stato sepolto.